Buonasera a tutti. Oggi ci troviamo qui con il professor Guido Bartorelli, professore dell'Università degli Studi di Padova, che tiene i corsi nella triennale di Storia dell'arte contemporanea e correnti tendenze dal 1960 a oggi. Un professore di storia dell'arte, quindi, che oggi ci parlerà di come le avanguardie degli anni '60 hanno influenzato e modificato l'immagine dell'artista musicale dal Festival di Woodstock fino ai video musicali degli anni '80. Buongiorno professore, buongiorno a lei. Buongiorno, buonasera a tutti, grazie a Karin e grazie a tutto il gruppo di studenti UDU per questo invito e per aver organizzato poi questa serie di notti bianche, anche se non siamo a Liviano. Grazie a lei per essere qui. Parto subito con una prima domanda in cui le chiedo qual è l'immagine dell'artista che vuole darci il Festival di Woodstock del 1969. Che cosa ricercano gli artisti sul palco di Woodstock e perché? Sì, è uno degli argomenti che mi interessano molto, anche li trovo molto utili durante le lezioni, perché quello che sta succedendo all'arte proprio in quegli anni, dal poco dopo la metà degli anni '60, cambia molto la concezione dell'artista, del fare arte, sostanzialmente perché scatta anche nel mondo dell'arte la contestazione a quello che all'epoca si chiamava il sistema, il capitale, ossia la contestazione rispetto a un modello di vita basato sul consumo, basato sull'apparire, che è qualcosa che ci riguarda tuttora e che dobbiamo ricordare parte dagli anni 50 per l'Italia, dagli anni 60. E ci si rende conto che quel modo di vita, che garantisce un benessere però puramente materiale, forse neanche in quel campo, ha molte pecche. E quindi dal 66-67, cioè la Summer of Love del 67, e poi soprattutto l'esplosione nel 68 con la contestazione, le cose cambiano. L'artista si sintonizza su dei flussi che vanno fuori rispetto alle tecniche che gli aveva consegnato la tradizione, le tecniche per fare arte, dico. Così anche rifiuta il sistema dell'arte basato in fondo sulla compravendita, su un bene di lusso come l'opera, intesa come quadro, l'opera come scultura, come oggetto, come era stata pensata per molto tempo. E si entra proprio, ho parlato di flusso, nel flusso di un qualcosa anche di effimero, no? La performance diventa forse un momento, è proprio da lì che diventa un momento aggregativo anche di tutte le varie espressioni. Trovo molto interessante il Festival di Woodstock, che magari gli studenti conoscono meglio che non le vicende dell'arte, perché rappresenta perfettamente lo stesso movimento, no? La stessa dinamica, a un livello interessante, perché tanto noi tutti, forse appunto gli studenti, io stesso, abbiamo conosciuto tanto fin da ragazzini queste cose. È più facile che le abbiamo seguite, le abbiamo amate. E poi perché anche Woodstock con il pubblico, no? Con si parla di 500.000 persone presenti a questo festival, che ricordo si tiene nel 69 dal 15 al 18 agosto, dimostra che anche la persona che non è un artista, che non è un cantante, è entrata, questa generazione di giovani, è entrata completamente dentro questa idea di rifiuto, di contestazione, no? La stessa contestazione è un fenomeno collettivo che va ben oltre il gruppo ristretto degli artisti o dei musicisti. Magari vi faccio vedere qualche immagine attraverso il computer. Volentieri. Questo è il Sì. pubblico presente a Woodstock.
Infatti mi interessa sì mostrarvi davvero la presenza di queste persone. Ecco, qui vediamo dalle spalle il palco, si capisce che su questo palco si va anche ben oltre l'arte o la musica in questo caso, ma si va verso esperienze alternative rispetto alla morale, alla concezione occidentale della religione, del modo di vita, eccetera. Ed ecco questa immagine dall'alto in cui vediamo davvero questa fiumana, proprio interessante perché dimostra davvero che le tendenze che sembrano appartenere a una ricerca molto ristretta sono in quel momento penetrate nella popolazione intera. Torno un attimo indietro ed ecco, vorrei poi fare riferimento a Jimi Hendrix, alla sua performance celeberrima. Un altro aspetto che mi pare illuminante di Woodstock è che presenta delle performance, questa volta sì, strettamente musicali, quindi sto parlando di ciò che si fa sul palco, che hanno in qualche modo inglobato in sé tante idee dell'avanguardia. Addirittura parlo proprio delle avanguardie del primo Novecento, addirittura del dadaismo. E l'hanno fatto riuscendo però a comunicarle a un grande pubblico come questo che vedete. Mi riferisco adesso, arrivo a questa idea passando attraverso un libro molto bello, molto intenso anche a livello di scrittura, di Fabriano Fabbri, un storico dell'arte più o meno della mia età. Questo testo edito da Atlante, si intitola Sesso, arte, rock and roll. È anche molto provocatorio nelle sue affermazioni e nella sua scrittura. E sostanzialmente una tra le varie cose che lui dice va a rileggere uno dei manifesti del dadaismo scritto da Tristan Tzara nel 1919, letto anzi all'epoca in una delle loro serate dadaiste, e Tzara dichiara, proprio scritto in stampatello, quindi immagino l'abbia urlato in questa serata, dichiara: musicisti, spaccate i vostri strumenti ciechi sul palcoscenico. Sappiamo bene che le affermazioni d'avanguardia però non hanno un grande pubblico, anzi, come dicono i futuristi, devono accontentarsi della volontà di essere fischiati. Mhm. E questa tradizione diventa anche una tradizione, l'idea di spaccare gli strumenti sul palcoscenico. Beh, qui siamo già a quello che fa Hendrix già l'anno prima, a Woodstock non mi pare che spacchi la chitarra, però nel 67, 2 anni prima, c'è un altro festival molto importante, anche questo estivo, più giorni di musica con più o meno i gruppi che poi torneranno a Woodstock che si esibiscono, è Monterey Pop, questo festival, dove sì, non solo spacca la chitarra, ma simula una sorta di rapporto sessuale con la chitarra, la incendia e poi la spacca. Poi magari vediamo il video. Qual Spaccare è la chitarra, quindi, mi scusami, scusi, qual è il salto che c'è tra i dadaisti che invogliano a distruggere gli strumenti e Jimi Hendrix che distrugge la sua chitarra? Si vuole avere lo stesso passaggio di messaggio oppure c'è un'altra volontà? Secondo me c'è parecchio in comune, forse un anello della catena, del tramando, è questo. Dal dadaismo l'idea di spaccare lo strumento va alle avanguardie, proprio agli artisti degli anni 60. Qui vediamo un'immagine, una foto scattata a documentare un'esposizione di Nam June Paik, il famoso artista che proprio in questo momento diventa video artista coreano. Questa è un'esposizione del 63, celeberrima, a Wuppertal in Germania, Exposition of Music Electronic Television, dove mette alcuni pianoforti che in realtà sono semplicemente modificati come da esempio di John Cage, ossia in questi pianoforti sono inseriti degli strani oggetti, il che già è un modo per iniziare, se non a spaccarli, a metterli in crisi i pianoforti.
va a vedere la mostra un altro grande artista tedesco che è Joseph Beuys e vedete spacca questo pianoforte, lo spacca platealmente inventandosi una sua performance nella mostra di un altro artista, appunto di Nam June Paik, e capite è un rifiuto della musica come astrazione rispetto all'infinità di rumori che sono la vita. La musica, no? Tradizionale seleziona alcuni timbri, alcune note suonate su alcuni strumenti, no? Messi a punto tra 6, 700 e inizio 800 e gli artisti rifiutano, no? questa gabbia di astrazione che li separa dalla realtà. E c'è molto di questa idea nello spaccare lo strumento. Assieme all'idea contro lo strumento c'è poi anche l'idea di far intervenire il corpo con una gestualità molto più violenta, molto più sensuale, se vogliamo. Forse questo aspetto finisce negli Who e proprio in Jimi Hendrix. Magari mostriamo il video, cosa dici Karen? Che così Certo. parto, lo state vedendo. Questo siamo a Monterrey. È ovviamente la fine dell'esibizione di Hendrix. La cosa più incredibile sono le facce degli spettatori che sono basiti, ma riescono comunque a mantenere una certa, una certa calma, cosa che io non avrei mai saputo ottenere. L'unico concerto in cui ho visto un chitarrista rompere una chitarra è stato tra l'altro l'anno scorso, il primo, qui a Padova, della band A Place to Bury Strangers, ed è proprio un momento incredibile, è anche proprio difficile capire cosa si sta provando in quel momento, perché sembra strano e ti chiedi letteralmente il perché lo fai, il perché lo fa l'artista, ma per il momento è qualcosa che ti trasporta durante la performance, il concerto. È incredibile. Una cosa che mi Più chiedo, magari provo a sì? chiedere anche a te, cosa ne pensi, è come mai se lo vediamo in una mostra d'arte, immaginiamoci la situazione in cui Beuys spacca il pianoforte, ci sembra difficile, ci sembra un'azione incomprensibile. Perlomeno è così che reagisce la persona che non si occupa di arte, ma si occupa di altre cose. Mentre se lo vediamo in un concerto, capiamo subito, o meglio, sappiamo che non c'è niente da capire di concettualmente formulato, ma è un qualcosa di uno scatenamento di pura energia. Ma è un po' la stessa cosa anche dall'altra parte. Chissà, mi chiedo perché il mondo della musica, del rock, abbia questa capacità, no, di far passare, prendere le cose magari dalle avanguardie e farle passare in maniera molto più semplice e immediata al pubblico. Secondo me appunto perché la musica che è anch'essa un'arte, perché non possiamo dimenticarci di questo, la musica ha preso tutti gli altri spazi, soprattutto all'aperto, mentre l'arte è sempre rimasta chiusa in un museo, in una galleria e quindi difficilmente accessibile agli esterni. Mm. Non difficilmente perché vieti l'ingresso, ma perché è più facile sicuramente trovarsi all'aperto in un concerto, magari di una band che neanche conosci, piuttosto che
incappare nell'ingresso di una galleria d'arte, di una mostra. E che quindi già questa differenza di luoghi renda più difficile l'immaginarsi la stessa performance in un luogo chiuso, perché ci viene difficile nell'immaginario di arte di un luogo con quadri appesi ai muri, che anche lì sono solo la punta dell'iceberg di quella che è l'arte, perché anche lo stesso supporto della tela viene messo in discussione durante le avanguardie degli anni 60. Quindi c'è difficile immaginarlo così, anche se l'arte racchiusa in un museo ha la stessa carica, se non a volte anche maggiore, della musica dal vivo, quella Sì, che speriamo tutti di poter certo. ritornare a fruire il prima possibile, perché è un elemento che, come l'arte, ci può unire e Mamma mia. ci può Sai, far continuare a riflettere su quello che abbiamo davanti, sul mondo. sì, giusto questo che dici, anzi brava, in effetti anche tutte queste immagini con tutta questa gente, forse non ci avevo pensato, ma la scelta deriva anche proprio da una voglia di ritrovarmi assieme a un po' Sì, di sì, persone che sì, sai, forse anche quando, come dici tu, quando vado a vedere una mostra, c'è sempre un'idea un po' entrare in una scuola, entrare in qualcosa dove si pretende qualcosa, no, di scolastico. Quando si va a un sì. concerto si va per divertirsi. Questa idea del divertirsi forse sarebbe anche utile per certi versi nel mondo dell'arte, fermo restando che sia da una parte che dall'altra non è solo divertimento, non inteso come così un passatempo Svago. superficiale, ma ci sono dei contenuti mostruosi. Sia Esattamente. anche Hendrix che altre cose che ritroviamo nell'arte, ad esempio il rumorismo, mh? Il Mhm. modo mitico di suonare la chitarra di Hendrix non è che è veloce e fa tante note, è che riesce a fare rumori all'apertura mentale per simulare, che so, a Woodstock, no? Partendo dall'inno americano, i bombardamenti di cacciabombardieri in Vietnam, e oppure l'idea di scarica elettrica. Mhm. Fabriano Fabri in questo libro parla di tempesta elettrica come un altro pilastro dell'idea di questi anni intorno al 68. Tutta la celebrazione della chitarra elettrica, di questi flussi di energia, o magari pensate nell'arte il lavoro Lightning Field di Walter De Maria, no? Dove si richiama una sorta di rito propiziatorio attraverso questi parafulmini, richiama l'energia elettrica dei fulmini di una tempesta. Esatto. E cercando di andare verso la fine, perché per ora abbiamo parlato solo del Festival di Certo. Woodstock, riprendendo anche la questione dell'aprire l'arte, dell'aprire questi stessi concetti delle avanguardie, portarli ad un pubblico più ampio grazie al Festival di Woodstock. Allora mi chiedo, se il video musicale, esploso negli anni 70 e poi 80, grazie anche a canali appositi come il canale televisivo MTV, possono aiutare, possono essere mezzi per portare quelli che erano i concetti delle avanguardie a un pubblico maggiore. Sì, secondo me è un momento proprio decisivo è l'arrivo della musica da vedere oltre che da ascoltare. E tra l'altro ci pensavo proprio in questi giorni perché avevano iniziato a pubblicare ore di trasmissione di MTV dal suo inizio, dal 1981, su questa risorsa pazzesca che è Internet Archive. Purtroppo adesso non è più disponibile, si vede che c'era un problema di diritti. Io sono riuscito a vedere qualcosa ed è
ti rendi conto che quella è una trasmissione che pure segna un'epoca che va in direzione molto diversa rispetto a quella segnata da Woodstock. È un'epoca tutta basata sull'immagine, anche su una sofisticazione di immagine che poi caratterizza gli anni 80 e anche molto gli anni 90, insomma tutto ciò che arriva prima di internet e che sarà un altro passaggio, inutile dirlo, epocale. Magari vi faccio vedere alcune cose. Beh, visto non c'è più la possibilità adesso di vedere questo materiale di MTV, però sapete qual è il primo video che viene trasmesso dopo la sigla della trasmissione? Questo dei Qual è? Buggles. Sono i Buggles, che è un gruppo che si ricorda poco oggi, però sicuramente la conoscete, la canzone, che ha un titolo che è il tutto un programma, ossia Video Killed the Radio Star, ossia il cantante come star della radio. Famosissimi solo, famosissimi, ricordati prettamente per questa canzone, tra l'altro. Sì, Jingle molto orecchiabile, ripreso più e più volte. esattamente. Esattamente, capite? Il cantante della voce basta viene ucciso, no, dal cantante che è anche immagine che entra nel video. Sentiamolo perlomeno l'inizio. Lying awake and tuning in on you. If I was young, it did stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you can see. I met your children. What did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. Pictures came and broke your heart. And now we meet in an abandoned studio. We hear the playback and it seems so long ago. And you remember. Scusate, lo togliamo, per non vorrei finire se no tutto il tempo. Comunque ecco, si ritrova, questo si trova facilmente ovunque in internet. È Quindi molto, sì, conosciutissimo, sì, è conosciuto. conosciutissimo. E bello che sia stato proprio quello inaugurare MTV Stati Uniti e già si capisce che per un videoclip non è esattamente una pubblicità, anche se è sostanzialmente una pubblicità che deve far vendere un disco, però perlomeno è libera dal dover descrivere, dal doversi riferire direttamente a un prodotto, a un oggetto, a una merce. In fondo si riattiva un qualcosa che le avanguardie avevano sempre voluto fare, quello di far scorrere delle immagini in rapporto, in contrappunto, in armonia con la musica. E devi fare qualcosa di altrettanto interessante quanto è la musica su queste immagini. Per farlo ci sono dei creativi che sono straordinari, sono pubblicitari, però sono straordinari perché hanno delle invenzioni magnifiche. Quanti videoclip magnifici ci ricordiamo, perlomeno quelli della mia generazione che hanno vissuto Sì, sì, video sì. music italiano e poi quando è arrivato anche da noi MTV. E Ci vorrebbe tutto un altro video, un altro momento per capire qual è effettivamente stato il passaggio tra i video musicali degli anni 70-80 da Radio Star ai video musicali dei Queen, ma per non parlare di quelli di Michael Jackson, ai video musicali di oggi che non hanno, che per quanto possono essere amate le canzoni, possono essere condivise da un pubblico giovane come lo erano i ragazzi e le ragazze che guardavano MTV in quegli anni, capire la differenza tra questi due prodotti oggi, perché mi dispiace dirlo, ma non hanno la stessa identica, non hanno la stessa carica, non sono
prorompenti, o almeno possono esserlo, ma solo per il visivo e non per i contenuti, non per quello che effettivamente si vede, difficilmente hanno questa ricercatezza nell'immaginario, non credo che nessun altro mai potrà eguagliare i videoclip di Sì. Bowie, per parlare di esempi lampanti. Certo. E soprattutto credo che voi, chi ha la vostra età, non è che abbia la voglia, appena ha un po' di tempo libero, di guardare il videoclip. Per noi invece era così. Ecco, io non ho vissuto Woodstock, io sono pure dentro una grande folla, un grande pubblico, ma della TV, del videoclip. Per la mia generazione, fino a tutti gli anni '80, era automatico, finivi di studiare, ti buttavi sul divano, accendevi la TV su MTV e non era nel 500 e rotti. Io ad esempio l'avevo sintonizzato sull'8. Sul canale 8. Sì. Altra grande caratteristica, ho seguito un corso proprio riguardo il linguaggio radio-televisivo, il fatto che un canale del genere come MTV, che non mandava in onda notizie, non intervistava personaggi di dominio pubblico, politico soprattutto, ma condivideva musica. Era incredibile che si potesse avere tra i primi 10 tasti del telecomando, perché era immediato. Certo, allora non erano predefiniti i tasti adesso io so che sull'8 c'è sempre, mi pare si chiami l'8 proprio, mentre Sì. all'epoca ognuno si sceglieva i suoi numeri, capito? Quindi era una scelta autonoma, ma non è a caso che si scegliesse tutti di metterli nei primi, e prima c'era Video Music, che era italiana. E capisci, c'è tutto questo pubblico che si vedeva il videoclip. Tra questo pubblico, magari un pochino più anziani rispetto di me, c'erano anche quelli che poi sono diventati grandi artisti dagli anni 80 in avanti. Artisti che sono cresciuti con il mito della musica da vedere, con il mito della rockstar, e secondo me si vede chiaramente un'influenza del videoclip e anche del modello dello star system musicale sugli artisti. Vi faccio vedere un'immagine. Ecco, eravamo rimasti a Hendrix. Ecco qua. Questa è la copertina del Time del 2008, che però pone la giusta affermazione. Un artista come Damien Hirst si propone come rockstar. Ed è stato una cosa non tanto legata solo a Hirst come sua ambizione, sua volontà di fare un sacco di soldi, ma è parte dei contenuti che sono stati introiettati da Hirst, ma anche dalle persone della mia generazione, perché quello era il modello assoluto, era questa immagine che ci veniva fuori proprio da questo quotidiano stare a contatto con le star del videoclip. È una generazione segnata da questa spettacolarità. E Si può dire che si è passati da un festival di Woodstock sporco, nudo, crudo, in cui le persone letteralmente stavano a piedi nudi, a contatto con la propria nudità e la nudità degli altri. È molto interessante vedere quelli che ha mostrato lei durante le sue lezioni, i video subito dopo il diluvio, in cui le persone danzavano nel fango. Si può avere si ha il passaggio, e le chiederei a questo punto perché sia questo passaggio dal Festival di Woodstock appunto all'immagine di un artista musicale più patinata, più perfetta. E anche lì come la ricollega al fatto che anche Damien Hirst, un artista che crea opere d'arte e non musica,
si possa definire una rockstar. In che senso una rockstar nell'arte contemporanea oggi? Perché vuole attivare su il suo essere un artista di successo la stessa modalità che è stata istituzionalizzata, perlomeno in quegli anni, nel mondo della musica. Per cui un musicista di successo è una rockstar, è un personaggio famosissimo che ha atteggiamenti esplosi, bizzarri, eccentrici, che ha una vita diversa dai comuni mortali. C'è una mitologia, un modello simulacro riferito al mondo della musica che gli artisti in qualche modo vogliono emulare, vogliono rendere parte dei temi del proprio lavoro. Perché questo? Secondo me è determinante proprio un'infanzia passata a balia della televisione che inizia a metterti dentro questo modello di spettacolo che poi anche da artista vuoi emulare. Secondo me è fondamentale questo. I giovani che poi vanno a Woodstock hanno un altro percorso. Hanno il percorso con questo primo impatto con la merce, dove però c'è molto anche disorientamento. Sì, ci si tuffa dentro, però c'è proprio il momento in cui si prende coscienza di tutto ciò che non va nella merce. In questo caso siamo passati di epoca. La merce ha sviluppato un carattere di sofisticazione, delle tecniche di seduzione che diventano irresistibili. Quindi ci vai dentro, magari anche per criticarla, però la critichi attraverso un processo di mimetismo più che di contestazione. E tra l'altro è davvero difficile staccarsi dal fascino di un videoclip perché si è riempito delle cose più affascinanti che vengono dal mondo dell'arte. E poi allo stesso tempo, tra l'altro, notate ancora una volta, dentro la musica, le idee del mondo dell'arte che sembrano, no, cose scolastiche, cose difficili, vanno dentro un videoclip e diventano cose magnifiche, divertentissime e avanti così, senza perdere anche l'intensità di idea, no, di invenzione. E una cosa che trovo molto affascinante è provare come esperimento. Questa era stata proprio una mostra, posso dire la mia prima mostra, per la quale ero con lo stesso Fabriano Fabbri come curatore, quindi ecco, è un caro amico tra l'altro, oltre che un grande studioso, in cui abbiamo provato a mostrare in questa mostra dei lavori di artisti contemporanei che avessero in qualche modo il DNA MTV, magari anche per contestarlo, che però sapessero parlare questi linguaggi, affiancati a televisori dove venivano trasmessi, uno per ogni artista, un videoclip che in qualche modo interpretasse questo lavoro o che mostrasse alle persone, guarda che quello che ti piace tanto quando vedi un video del tuo gruppo preferito, lo puoi trovare anche fatto da un artista, non devi pensare che l'arte sia più difficile o sia più impegnativa. E abbiamo fatto questa prova e secondo me è riuscita, a prescindere da quegli abbinamenti. Vi faccio vedere, questo è un celebre lavoro di Damien Hirst che va a frugare, no, l'anatomia umana facendo l'ingigantimento di un giocattolo sostanzialmente. E può sembrare un lavoro, sì, che bizzarro, ma cosa vorrà dire? Ma ci poniamo il problema di cosa vorrà dire quando vediamo un videoclip come questo di Robin Williams. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the gold. It's time to move your body. Babylon back in business. Can I get a witness? Every girl, every man. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel me? Need permission to live. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. Where's
Immagino lo conosciate, non so Sì, se vi sì. dà fastidio, vado al punto perché sennò bisogna, però poi uno se lo vede. E il senso di questo è che lui vuole mettersi in mostra, no? Vuole fare la superstar, però questo pubblico femminile non lo considera e insomma trova, trova di, arriva finalmente a qualcosa di più interessante. Come mettersi nudo direttamente. Hearst apre i suoi modelli, mentre Robbie Williams si mette a nudo, sì. Notate, sono due cose indipendenti, questa di Hearst e questa di Robbie Williams, che ancora non viene al punto però. Vado un attimo più avanti, ancora un po'. Vedete, anche nudo non viene considerato. Va bene, avanti così. Solo così si arriva ad avere la vera attenzione del pubblico. Sì, che è anche emblematico, no? È quello che vuole fare il videoclip, ma anche in fondo l'artista. Noi E tanti abbiamo... potrebbero essere gli esempi, non so se abbiamo ancora tempo, però Il tempo per quell'arte ora sta aveva finendo, vinto. ma se vuole dirceli, li metteremo nella bibliografia di questo video e sicuramente daremo la possibilità a tutti di andare a cercare nuovi riferimenti e passaggi. Certo, poi ognuno di voi è anche bello, visto che la conoscete l'arte contemporanea, perlomeno voi che seguite il DAMS, Storia di tutela dei beni culturali, cercateveli da soli anche. Comunque io un altro che lo trovo esemplare è, forse non è così conosciuto, The Beloved, un gruppo degli anni 90 che fa Sweet Harmony. È una canzone del 93 dove si vede una schiera di persone nude, a dir la verità c'è l'uomo al centro nudo, un po' come in Robbie Williams, circondato da donne altrettanto nude. E no, c'è un modello anche un po' maschilista ed è un modello che appartiene a quegli anni. E si può paragonare sia un lavoro fatto da un'artista donna che è Vanessa Beecroft, dove ci dà degli schieramenti di modelle nude, Mhm. esposte, che hanno una posta immobili per ore alla vista del pubblico, che è un lavoro molto interessante. Lei paragona questa esposizione, questa stasi di queste donne nel senso è la fotomodella, no? O la modella, la top model, che è la persona più vicina alla santa, come la si concepiva nei secoli passati. La top model deve sottoporre la sua vita, no? A un sacrificio continuo, pensate Ha un continuo martirio no? ed è È un vista come continuo martirio. perfetta e Anche la immacolata. seduta fotografica è un martirio. E infatti queste donne sono delle martiri che si espongono in questo modo. E, e è più o meno una situazione da Sweet Harmony, oppure Jeff Koons fa certi lavori dove si ritrova, no? Un'estetica che è davvero molto simile. Tutto in maniera indipendente, quindi è proprio l'epoca, no? Che ha in sé questo tipo di spettacolarità. Il motivo, credo, è perché tutti guardano al mondo della musica o magari del cinema come un mondo che fa sognare, che è preso a riferimento in positivo o in negativo, sia come
è un negativo che però molto spesso passa anche in questi casi attraverso l'imitazione, la mimesis. Grazie mille professore, è stato Grazie a voi. estremamente interessante, un excursus che non avrei mai, da cui non sarei mai arrivata da sola e non saremo mai arrivati da soli. Quindi la ringrazio per il suo tempo e speriamo di averla ancora qui per altri progetti. Grazie a voi per lo spazio che mi avete dato e buona notte bianca a tutti. Arrivederci. Arrivederci.